Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Omicidio Stefano Gaglio, l'assassino sceglie il silenzio davanti ai magistrati. Ancora da chiarire il movente che ha spinto l'uomo a sparare al cognato in pieno centro a Palermo. A Catania è aperta un'inchiesta per omicidio stradale per la morte sullo scooter della donna in viale Marco Polo. Si riaccende il problema della sicurezza nelle strade cittadine, soprattutto sulla circonvallazione. Avrebbe usato un macete l'immigrato che ieri in Corso Sicilia a Catania ha ferito il 20enne egiziano. Attesa la convalida del fermo per l'aggressore. Pratica un rito satanico e gli prende fuoco casa. Denunciato per incendio doloso e tentata strage un catanese di 71 anni. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco. Nell'abitazione erano presenti 7 bombole di gas. Ribera in ginocchio per la siccità, senza acqua gli agrumeti rischiano il collasso. A lanciare l'allarme il sindaco Matteo Ruvolo. Non piove da aprile, serve una terza irrigazione di soccorso. A Catania il carcere di Piazza Lanza presenta il progetto Rigenerazioni. Nei penitenziari della provincia arriva la cultura della risocializzazione, fatta di riscatto e riparazione del danno. L'asino tipico di Pantelleria, protagonista di un festival che l'isola gli dedicherà ad ottobre con escursioni e convegni con esperti. Non mancheranno le testimonianze di chi ha dedicato la vita a questi animali. Calcio in Serie B e vigilia di campionato per il Palermo che domani in casa contro il Bari proverà a mantenere la vetta della classifica. In Lega Pro il Catania cerca il riscatto contro il Sorrento, Toscano ritrova Quaini. Ancora ben trovati, lo avete sentito, apriamo ancora con l'omicidio di Stefano Gaglio. Non parla con i magistrati ma attraverso il suo legale insiste sull'infermità mentale, sull'assenza di movente. L'uomo accusato appunto di aver ucciso il cognato lunedì a colpi d'arma da fuoco in pieno centro a Palermo. Sentiamo gli ultimi dettagli nel servizio di Manlio Viola. Ha scelto il silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cangemi, l'uomo accusato di aver assassinato il cognato Stefano Gaglio, 39 anni, ucciso a colpi di pistola lunedì scorso fra Piazza Principe di Camporeale e via Oberdan a Palermo. Un vero e proprio agguato quello teso a Gaglio che, dopo aver lasciato una delle 2 figlie a scuola, stava andando a lavorare nel magazzino della centralissima farmacia del Sacro Cuore. Cangemi, ripreso dalle telecamere di sicurezza della zona, lo avrebbe atteso e gli avrebbe sparato 4 volte alla schiena. L'uomo, reo confesso, sostiene di aver ucciso senza un motivo preciso e il suo legale Salvino Pantuso ha depositato la documentazione che comproverebbe che Cangemi è schizofrenico, patologia diagnosticatagli diversi anni fa. Secondo le testimonianze raccolte durante l'inchiesta e confluite nel fascicolo d'accusa, però, il movente ci sarebbe e andrebbe ricercato in un contenzioso immobiliare di famiglia legato alla proprietà di una villetta ed alla vendita di un altro immobile. Il GIP si è riservato di decidere sulla convalida del fermo e sulla richiesta della difesa che in caso di arresto vorrebbe l'uomo venisse ricoverato in una clinica specializzata piuttosto che inviato in carcere. E c'è una notizia appena battuta dalle agenzie a proposito di questo omicidio. Il GIP Lorenzo Chiaramonte ha convalidato l'arresto per Giuseppe Cangemi. E adesso invece a Catania è aperta un'inchiesta per l'incidente che ha tolto la vita a una donna in scooter sulla circonvallazione. Omicidio stradale, il reato ipotizzato. La polizia municipale rivolge un appello alla cittadinanza chiedendo appunto se qualcuno ha visto o comunque se qualcuno è stato testimone di raccontare cosa sia accaduto. Naturalmente resta aperto il tema della sicurezza stradale in città. Marco Carli. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta dopo l'incidente costato la vita a Silvia Gulisano, la donna che avrebbe compiuto 30 anni il mese prossimo e che ha perso la vita mentre stava percorrendo il viale Marco Polo della circonvallazione sulla carreggiata in direzione Mister Bianco. Il reato ipotizzato è omicidio stradale. Si allunga la lista di tragici incidenti sull'importante arteria viaria catanese. Lo scorso maggio, in viale Ulisse, sempre sulla circonvallazione, una donna di 56 anni è morta dopo essere stata tamponata da un'auto mentre era alla guida di uno scooter.
Le indagini sulla morte di Silvia Gulisano sono affidate alla Polizia Municipale di Catania. Vorrei lanciare un appello, avendo questa possibilità. Chi ha visto qualcosa in occasione dell'incidente che c'è stato ieri mattina o ha sentito dire qualcosa, anche nelle forme che riterrà opportuno, può rivolgersi ai nostri uffici o personalmente al sottoscritto per riferire notizie e informazioni utili a ricostruire l'accaduto. L'idea è di eliminare alcuni passaggi pedonali. Di recente abbiamo stabilito, congiuntamente con l'amministrazione comunale, di eliminare sulla circonvallazione tutti gli attraversamenti pedonali che non siano assistiti da impianti semaforici. Il presidente del terzo municipio chiede la creazione di un tavolo tecnico che riguardi l'intero tratto di circonvallazione che ricade nel territorio Borgo Sanzio. Abbiamo sempre richiesto dei presidi stabili negli snodi viari fondamentali, quali la circonvallazione tutta, via Vincenzo Giuffrida, viale Vittorio Veneto. Adesso chiediamo appunto un tavolo tecnico così da affrontare insieme all'amministrazione centrale questa problematica così delicata ed importante. Restiamo a Catania, si attende la decisione sulla convalida del fermo dell'immigrato nordafricano accusato dell'accoltellamento di un 20enne egiziano avvenuto ieri in Corso Sicilia. Desiree Ferlito. È attesa nei prossimi giorni la decisione sulla convalida del fermo del presunto aggressore nordafricano responsabile dell'accoltellamento del giovane egiziano avvenuto ieri al Corso Sicilia di Catania. Anche se dalla procura etnea trapelano al momento pochi dettagli sul movente che avrebbe scatenato la sanguinosa diatriba, ancora una volta a scatenare la violenta rissa potrebbe esserci il controllo del territorio tra extracomunitari irregolari. Sempre lì, in via Carlo Felice Gambino, a pochi metri da dove il 30 agosto scorso è stato ucciso Alessandro Indurre, il 40enne parcheggiatore abusivo colpito con diversi fendenti da un irregolare. La dinamica ricostruita questa volta dal racconto di alcuni passanti descrive la ferocia di quello che poteva essere un ennesimo omicidio. Coltellate e sassi, fino a quando uno dei due contendenti è stato ferito alla testa con quello che potrebbe essere un macete. Il tutto in pieno giorno, sotto gli occhi increduli di passanti e turisti. Corso Sicilia teatro di sangue, dove la presenza di extracomunitari irregolari è diventata sempre più pressante, dove la violenza è diventata sempre più normale, in una città che chiede sicurezza. Sempre a Catania, per praticare un rito satanico, avrebbe acceso dei fuochi all'interno della propria abitazione in un condominio, ma la situazione sarebbe degenerata rapidamente. Nella casa è divampato un pericoloso incendio. Polizia e vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell'appartamento dove c'era un 71enne in grande difficoltà per il fumo inalato. Una volta domato l'incendio, gli agenti hanno ispezionato la casa. All'interno c'erano 7 bombole di gas. Secondo una prima ricostruzione, il 71enne avrebbe acceso il fuoco per praticare un rito satanico, ma per cause ancora da accertare la situazione gli sarebbe sfuggita di mano, tanto da causare il pericoloso incendio. In una delle stanze dell'appartamento, tutto tinteggiato di rosso, è stato trovato un tavolo adibito ad altare sul quale sono stati rinvenuti una piramide di legno, alcune statuette raffiguranti demoni e personaggi di fantasia e poi un libro di stregonerie degli amuleti. All'interno di uno sgabuzzino invece sono stati trovati una balestra, un macete e un bastone di legno di costruzione artigianale con una lama affilata. L'abitazione e tutti gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati. Condannato in via definitiva all'ergastolo Giovanni Padovani, l'ex calciatore della San Cataldese e modello di 28 anni che a Bologna ha ucciso la compagna Alessandra Matteuzzi. Il servizio di Rita Cinardi. A 3 anni dal femminicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi diventa definitivo l'ergastolo per Giovanni Padovani, ex calciatore di Serie D e modello 28enne che il 23 agosto del 2022 uccise la donna a Bologna colpendola a calci, pugni, colpi di martello e infierendo infine con una panchina trasformata in arma micidiale. La parola fine al processo è stata messa dalla Corte di Cassazione, che ha accolto le richieste del procuratore generale e rigettato il ricorso della difesa dell'imputato. Padovani, che all'epoca dei fatti era in procinto di iniziare il campionato con la San
Cataldese fu messo fuori rosa dalla squadra già al momento del suo allontanamento ingiustificato. Il 28enne, infatti, senza dire nulla, partì alla volta di Bologna per andare ad attendere l'ex sotto casa. Nonostante la relazione tra i due fosse finita, Padovani continuava a tormentarla con chiamate continue, messaggi e appostamenti. Quel giorno l'avrebbe aspettata per più di 2 ore sotto casa e quando lei era arrivata prima l'avrebbe avvicinata per parlare, poi all'ennesimo rifiuto l'aveva picchiata fino ad ucciderla. Padovani rispondeva di omicidio aggravato da stalking, vincolo del legame affettivo, motivi abietti e premeditazione. Una perizia aveva stabilito che il giovane era pienamente in grado di intendere e volere di stare in giudizio. Per i giudici l'imputato ha considerato la vittima come un oggetto di proprietà, non come una persona a cui riconoscere il diritto di esprimere una scelta, e l'azione omicida è stata espressione di un intento ritorsivo dell'imputato verso l'insubordinazione della vittima, una punizione, si legge nella sentenza, per essere stato lasciato. L'autopsia avrebbe escluso il pestaggio come causa della morte di Salvatore Bilello, di 37 anni, trovato morto in casa a Palermo. L'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico esclude un nesso tra aggressione e decesso. Si sarebbe trattato di una morte invece naturale. Per il decesso appunto avvenuto l'11 settembre in vicolo Pipitone, la Procura di Palermo ha indagato 2 persone per omicidio preterintenzionale. Per la relazione finale si attende l'esito degli esami tossicologici richiesti dal medico legale. Continuiamo con la cronaca, ma andiamo tra Caltagirone e Gela, dove è stata una notte di paura sulle strade. Un'auto rubata, mezzo chilo di marijuana lanciato dal finestrino e un inseguimento che ha tenuto col fiato sospeso automobilisti e agenti di polizia. Arrestato un giovane mentre il complice è riuscito a fuggire, ma ricostruisce tutto nel servizio GR Italia. Martedì sera, statale 117 bis, una pattuglia della polizia intima l'alta a una Fiat 500, ma l'auto accelera bruscamente. Inizia così una corsa ad alta velocità che durerà oltre mezz'ora. Gli agenti scoprono subito che la targa corrisponde a un veicolo rubato a Caltagirone appena 6 giorni fa. La 500, con 2 giovani a bordo, zigzaga nel traffico, supera auto in curva, rischia più volte il frontale con i mezzi provenienti dal senso opposto. A un certo punto i fuggitivi lanciano dal finestrino un involucro di cellofan, dentro mezzo chilo di marijuana recuperato da un'altra pattuglia. L'inseguimento si fa sempre più pericoloso. La Fiat 500 forza un posto di blocco all'ingresso di Gela, sfiora 2 poliziotti e rischia di travolgere un'auto con a bordo una famiglia. Poi la corsa continua dentro il centro abitato, tra le strade strette e le rotatorie imboccate contromano. La fuga termina in un vicolo cieco. I 2 scendono dall'auto e provano a scappare a piedi. Uno di loro, 20 anni appena, viene fermato e arrestato. L'altro riesce a dileguarsi grazie all'aiuto di un motociclista che lo prende al volo e lo porta via. Il giovane finito in manette è accusato di spaccio, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere a disposizione della magistratura. Il complice e il motociclista che lo ha aiutato restano ricercati.